Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano. Allora Fioi, siamo qua con le nuove cuffie anche della Logitech, le Spectrum, cosa ho preso quelle con le lucette fighissime, adesso vediamo anche come si sente. E niente Fioi, siamo qui a Spa, siamo ultimi in griglia, partivamo al 19esimo, ero scelto di cambiare i pezzi e tutto quanto, e si parte con una leggera pioggia, poi nuvoloso, poi di nuovo leggera pioggia, però lui mi dice di non mettere le intermedie, quindi vado così. Speriamo bene. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio di Spa. Anche Bottas sicuramente squalifica qualcosa perché addirittura penultimo Valtteri. Quindi problemi per la Mercedes che l'avevamo vista però un po' in difficoltà con il motore nelle ultime gare, attenzione, ottima partenza. Buona partenza, ottimo lavoro. Dai Fioi che andiamo, dai che Fioi che andiamo. Mamma mia, subito rischi e va fuori il cume. Mamma mia, sì, non è prevista, insomma non sono previste le intermedie, però previsioni meteo. Al momento non abbiamo i dati necessari. Ah sì, beh, giusto. Questa è una gara abbastanza favorevole di solito, mamma mia, leggero contatto, ma nulla di grave. Saranno 22 giri lunghi. Molto intensi. Attenzione, mamma mia, sportellate, ma tutto bene. Tutto nella norma comendiana. Dai Fioi, portiamo a casa qualche altro punto irridato. Però bello che si possa partire anche con la pioggerellina ma senza le intermedie, diciamo. Non mi ricordo se c'era su F1.16. Siamo noni, dai, che è una buona partenza, una partenza degna di nota, degna del miglior cume. Lasciamo continuare così però, eh. Ok, giro record di Seb, record del Bibitaro. Non siamo ancora distanti, possiamo ancora fare qualche sorpasso, forse questo è un buon sorpasso. Ottavio, ok. Si vedono i miglioramenti della monoposto. La Mercedes ha scelto Spa per cambiare, diciamo, i componenti di Bottas, ma comunque anche Hamilton l'ho visto più lento in certi momenti rispetto al solito. Molti sono con le ultra soft, io ho puntato sulle soft e comunque sto girando bene ragazzi, eh. Forse ho fatto la scelta giusta di gomma. Forse in queste condizioni vanno meglio le soft delle ultra soft perché vedo che sono in difficoltà davanti. Qua piove anche tanto. Piove di più. Vediamo chi ha ragione con questa tattica forse un po' pazza. Dai Comendino tira fuori il sorpasso della vita. Non posso farlo qua però. Ma gli avversari non stanno andando bene con le ultrasoft. Gran sorpasso Comendiano, gran sorpasso. Dopo le qualifiche le ho cannate in pieno, non ho capito il perché sinceramente. Qua si vede la velocità purtroppo della Force India, che è la macchina che voglio il prossimo anno, infatti devo stare davanti almeno uno dei due e forse riesco a ottenere il contrattone con la Force. Ora poi se mi chiama l'altra squadra posso anche andare, vediamo, deve piacermi però. Sicuramente le scuderie che non vado sono Renault al 100%, Sauber al 100%,
As al 100% e Toro Rosso da vedere. Le altre sono tutte papabili. Però la macchina pompa, ragazzi, la macchina pompa, con queste gomme stiamo andando meglio noi. Non chiedetemi il perché, però vedo difficoltà negli avversari. Previsioni del tempo. Questa pioggia dovrebbe cessare presto. Dai, Comendino, dimostra al mondo che sei uno dei più grandi, uno dei più belli. Queste cuffie sono veramente fantastiche, speriamo che siano anche valide nel microfono e tutto. All'inizio ci sarà un cambiamento di voce comendiana. Io ci sto provando anche a superare la Williams, ma è dura. Adesso devo anche cambiare la miscela del carburante, se no so cazzi. Ecco. Però qualcuno sta facendo un buon lavoro fino a questo momento, Adesso è dura superare la Williams, sarà veramente dura, dalla Williams in poi è veramente un'impresa. Ma noi ci proviamo, ragazzi. Comunque i miglioramenti della macchina ci sono stati tutti su una volta, poi perché all'inizio non li contava, e quella l'inculata. Giro record di Kimi. Pronto Hamilton, high box. Mamma mia, qua ho rischiato tantissimo, mi è andata di culo. Mi è andata veramente di culo. Dai, le fanno sempre bene, dai che siamo in zona DRS. Dai che la macchina, vedi che già prendiamo velocità un attimino più elevate. Non basta per superare Massa, però. Pippo e Pippo. Il mitico Pippo. Ocio. Attenzione, Comendon. Dai. Sono molto concentrato, ragazzi, perché possiamo fare bene qui a Spa. L'altro anno su F1 16 c'è stata la prima vittoria. Qui a Spa, una vittoria incredibile con la Renault, me la ricorderò sempre, Fioi. Sto anno non si vincerà mai una gara, penso al 99%, però non si sa mai. Comunque Gigi è andato ai box molto presto, E anche Massa, attenzione, però qua mi supera bene Perez, adesso comincia a soffrire un po'. Forse perché piove di meno, non lo so. Però Perez mi ha superato. Kimi Raikkonen è fuori dalla gara dopo un grande inizio di stagione. Un po' di problemi per Kimi adesso, Eccolo là. Kimi parcheggia. La pista è libera, bandiera verde. Però so anche Bottas, strategia di gara non lo so onestamente. Adesso qua Valtteri che da ultimo è quarto, ragazzi, ma qua vado anche lungo. A sto punto lo lascio andare perché non voglio perdere tempo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Con macchine oggettivamente superiori.
Solo che, ecco, se entro i box adesso esco ultimo, mamma mia. Total disastrum per il momento. Comunque, primo ritirato all'11° giro, anzi al 10°, scusate, il finlandese Kimi Raikkonen. Ricomincia a piovere. Stiamo pensando di cambiare strategia. Ricomincia a piovere, non ha fatto neanche una sosta. Conferma modifica. Va bene. E mettiamo le intermedie. Forse ho fatto la strategia vincente, che se così vado a podio. La Spa dolce Spa forse ritorna, speriamo. Piove forte adesso, Vediamo se è la soluzione giusta, preghiamo. Vai, parti, saremo in gara. E siamo davanti anche a Valtteri. Incredibile. Cosa? Subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Cosa si è inventato il Cume? Che si è inventato il Cume? Aver messo le gomme soft mi ha dato la possibilità di star fuori tantissimo. DRS disabilitato, strategia esatta del Cume. Sì, stavolta il Cume gliel'ha messa in quel posto a tutti. Veramente incredibile. Siamo quarti, ma davanti non so chi. Se qualcuno è già andato ai box o no, però Ocon le soft, quindi Ocon deve andare. Siamo in zona podio, raga. Siamo in zona podio, stiamo calmi. Niente, Spa è una nostra gara del debutto. Niente più DRS, i commissari l'hanno vietato a causa delle condizioni meteo. Guardate, Ocon va pianissimo, chiaramente. Ocon va pianissimo. La beffa oconiana. Una delle beffe più grandi della storia del piccolo Ocon. Ocon, ciao. E ci superiamo tranquillamente Ocon. Oh, mamma mia, però stiamo rischiando anche noi. Anche Verstappen alle soft. Non ci voglio credere, ragazzi. Da Spa a Spa potrebbe essere, ma relax. Intanto Ocon sta rallentando ma tantissimo. Boh, calma, come guarda la gara. Ho paura che non posso sistemare il microfono, però sento Verstappen ai box. La prima vittoria a Spa l'altro anno. Attenzione, qua sta su qualcosa forse. C'è una bandiera gialla ma non si è capito. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Ok, distanza dal compagno di scuderia 38,9 secondi. Mamma mia, altra bandiera gialla. Probabilmente qualcuno. Virtual safety car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Sta succedendo il finimondo. Con la pioggia. Chi aveva le gomme intermedie. Chi aveva le gomme da asciutto ha fatto qualche incidente, secondo me. Il safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ma comincia a piovere, siamo terzi, ragazzi. Bottas ci supera. Valtteri purtroppo ci supera. Proviamo la miscela grassa, vediamo se riusciamo a recuperare, ma sarà durissima. Abbiamo sfruttato però la strategia in maniera devastante, cazzo. Qualcuno è piaciuto un po' a tutti. Acquazzoni in arrivo entro 5 minuti. Attenzione, entro 5 minuti acquazzone. Che gara, fioi, che gara qui a Spa. Abbiamo carburante. Speriamo che il microfono sia decente, non lo so sinceramente. Lungo. Qualcuno va lunghissimo. Il podio è andato. Il podio purtroppo è andato. Solo un ritiro mi può salvare davanti. Però 4 secondi da perdere, il quarto posto può essere mio. Sarebbe un risultato clamoroso.
acque, acquazzone tra pochi minuti. Che gara però di Valtteri, signori, che gara di Valtteri. Very compliment Valtteri, very compliment. Sto facendo un po' fatica con la pioggia, qui a Spa. Vettel al comando della gara. Comunque un altro ritiro. Stroll, Lance Stroll fuori dai giochi, Stroll fuori. Stroll è fuori dai giochi. E sono così, le gare del Cume sono così, non c'è niente da fare. È un destino, le gare del Cume sono pazze. Il distacco dalla vettura davanti è 6,2 secondi. Bottas se n'è andato, chiaramente con questa macchina non posso stare ai livelli delle Mercedes, cioè. Mamma che fatica, sarebbe il miglior risultato in carriera, speriamo. La vado un po' lungo. Previsione del tempo. Stai andando bene, continua così. No. Ci aspettano circa altri 10 minuti di pioggia. 10 minuti. Previsioni del tempo. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. 10 minuti. L'acquazzone è questo? Non lo so, non capisco. Manca poco alla fine, raga, manca poco. Mamma mia. Carburante a sufficienza per altri 4 giri. 4 giri alla fine, 10 laps remaining, nell'inglese di una purezza quasi disarmante. Inizia l'ultimo giro con Perez veramente vicino. All'ultimo giro, quindi il distacco dal tuo compagno è 38. Fuori grazie solo alla strategia, un risultato mostruoso. Partivo ultimo quarto. I componenti sono ancora tutti verdi e ne ho ancora, praticamente ne avanzeranno anche, quindi sono molto soddisfatto. Nel primo settore guadagno sempre da Perez ed è quello che mi salva. Se vedi un ritiro di Bottas, dai, sarebbe stupendo. Sarebbe forse un po' inappropriato andare al podio subito, però, cioè subito, alla prima stagione. Però sarebbe anche bello. Oso. Tanto vince il Bibitaro. La Ferrari show veramente quest'anno. E per il Cume si prospetta un quarto posto micidiale. Un risultato historic. Ormai sempre buone prestazioni da punti per la McLaren Honda. Qua c'è andata anche bene, grazie comunque aver usato le soft all'inizio. Una buona intuizione è stata. Dai che manca poco. Ultima chicane. E il Cume si prende un quarto posto micidiale. Mamma mia, vicinissimo Perez. Ma quarto posto micidiale. Che guida, che stile. La tua prestazione Sì. ci ha reso felici. Yes. Bravo Cume, molto bene, molto bene. Mi sei piaciuto Cume, mi sei piaciuto.
Arriva bene Felice. Un'altra straordinaria vittoria della Ferrari. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e ora vediamo come questo. Vediamo la classifica. Veneziano è decimo nel mondiale, Fioi, con 33 punti. E abbiamo Con dietro, questo è fondamentale se vogliamo la Force India. E ora passiamo ai costruttori. Il primo in classifica Bottas primo però, attenzione però, ecco Raikkonen che è crollato, in realtà Vettel sta tornando un po', però Bottas è campione del mondo per il momento. Questa gara vincente. Sarebbe da pazzi perdersi il prossimo Sì, raga, saluto dal commendone veneziano, grandissima prestazione, ciao!